Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 15 ottobre. Facciamo entrare direttorissimo Francesco, buongiorno. Buongiorno. E anche c'è Robby, grande Robby, mitico. Ciao ragazzi, che bello, io almeno una volta a settimana me lo sparo, un Buongiorno 131 perché ne sento proprio il bisogno, come direbbe Aresu sono a disigio di Buongiorno 131 o di Luca bravo. Di Leonardo, una delle due. Secondo me più di Luca Di Leonardo, ma volevo dirti Roby, salutami l'amico che sta alla tua sinistra. Sì, è qua, però lasciamolo calmo perché poi per adesso è un lasciamolo macello, è un grandissimo. È un macello. Lo sto cercando Robby, lo devo cercare perché lo voglio anch'io. Allora, questo è fondamentale per essere sponsor della Kinder e Ferrero, se vogliono mettere un 100-150 mila euro per la stagione, alla è settimana, fondamentale per Natale, per la tua famiglia, per i bimbi, te lo regalo io, te lo recupero io al Conad. E così, signor Conad, se vuole metere altri esatto. Ci teniamo i prossimi anni di Buongiorno 131. È una questione generativa fondamentalmente. Bravo. Se arrivano Conad e Kinder siamo a posto. Ragazzi, io non è che vengo qui a insegnarvi le cose. Esatto, è una cosa semplice, diceva quello, non è che ci voglia granché. Molto bene, molto bene. Detto ciò, Luca Di Leonardo, di cosa parliamo oggi che non mi ricordo? Oggi parliamo di Olbia, che non mi ricordo. Parliamo di Olbia e parliamo di ovviamente era uno Porta. scherzo. Era uno scherzo? Non parliamo più di Olbia, parliamo di che questo. non mi ricordo. Che non mi ricordo. Parliamo di che questo esageriamo invece. Adesso. Ecco. Robby, parliamo di questo. Gran gol in Under 21, Kirixoi. Ho visto che anche sul nostro Instagram non è piaciuto il video del gol del turco. Ci sono state delle resistenze, ma quasi il like non lo metto, c'è gente di questo che ha reagito in questo modo. Sai, a me non piace troppo iniziare a fare... Questo tra l'altro è Andrea Olmeo, perché la telecronaca era la sua. Proprio, stavo cercando invece... La telecronaca era del Kinderino. È andato in Turchia per motivi tricologici. Esatto. E adesso, anche se poi era in trasferta la Turchia, però vabbè, fa niente. Detto questo... Dettagli. Detto questo, sai, un bel gol, va bene tutto, in una difesa dove c'era un po' di pranzo al sacco, lui fa una grande rovesciata, però aspettiamo. Cioè, io sono ancora fiducioso in Kirixoi, non è che se il Cagliari ancora non è entrato in condizione, non ha trovato il suo spazio, vuol dire che non lo troverà. C'è tempo. Fin quando Borrelli segna e il Cagliari fa punti, va tutto bene, arriverà anche il momento di Kirixoi. Importante che in questa squadra di coralità, no? Come l'abbiamo descritta dall'inizio, ogni giocatore sia funzionale nel momento in cui serve maggiormente nella stagione. Consideriamo che il Cagliari ha fatto tanti punti, ancora non ha segnato Esposito, ancora non abbiamo visto il vero Foloruncio sotto porta, poi ha fatto una grande inizio di stagione secondo me Foloruncio, però non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Palestra è discontinuo perché potrebbe essere quello di Lecce, ma è stato anche molto sottotono in alcune partite. Insomma, se ognuno è funzionale nel momento in cui serve, è un Cagliari che si salva in tranquillità. Quindi aspettiamo, io sono fiducioso che arriverà il momento di Kirixoi. Aggiungo su questo, meno male che appunto come cresce Kirixoi, insomma ci sono sicuramente dei punti positivi, perché questo gol in rovesciata contro una difesa a dir poco balneare, io ho visto tutta la partita e tra l'altro diciamocela tutta, anche lui era a ritmi balneari per questa la partita, al di là del gol. Volevo dire questo, cioè l'impressione che io ho avuto, perché ripeto l'ho vista tutta,
è un giocatore che gioca da fermo, fondamentalmente, ancora. Vedendolo così, io non penso che sia più grasso, sia molto grosso, cioè semplicemente è stato gonfiato in qualche modo di massa muscolare esagerata e probabilmente ancora forse non ha trovato la giusta modalità di eccellere, no? di mettere effettivamente poi a disposizione del suo gioco tutta quella potenza e tutta quella forza. In Under 21 ha giocato veramente in ciabatte, così come ha giocato in ciabatte Marco Palestra. Non so se qualcuno di voi ha visto Italia Armenia, avevo i due schermi. Un giocatore che ha detto che Palestra in Under 21 è mostruoso quasi sempre. Raramente sta facendo partite dove va in difficoltà. Cioè bisogna anche capire poi qual è effettivamente il livello di quelle gare. Kilixoy gioca da re con l'Under 21, cioè capitano, numero 10, centravanti, quasi tutti i palloni in zona offensiva passano da lui. Bisognerebbe capire effettivamente invece in una situazione in cui non è il fulcro della squadra, non è al centro del gioco, per capire effettivamente poi come reagisce. Cioè io credo che in questo momento sicuramente il suo percorso di crescita, come dicevo prima, è sicuramente a un buon punto, a un buon livello. Bisognerà capire con anche il discorso della tattica italiana, della Serie A e quant'altro, come il giocatore reagirà. Ma che sia un ottimo giocatore, che sia un grande talento, che sia un giocatore di grandissimo livello, credo che non servisse questo gol in rovesciata per capirlo e per vederlo. Cioè, quando uno è un giocatore lo capisci dai movimenti che fa, fin dai primi movimenti che fa, e lui, se vi ricordate, dal primo giorno in cui l'abbiamo visto, abbiamo detto, beh, questo sembra veramente un giocatore di altissimo livello. Bisognerà capire se effettivamente, cioè quanto ci metterà lui ad adattarsi al gioco del Cagliari e quanto eventualmente Pisacane adatterà il gioco del Cagliari alle sue caratteristiche. Però, ripeto, la partita di ieri, almeno a me personalmente, ha confermato le impressioni iniziali. C'è un giocatore che è cresciuto enormemente a livello di massa muscolare, a livello proprio, cioè non è grasso, è proprio grosso, capite? Cioè, è una cosa esagerata secondo me, vista anche l'altezza, che non stiamo parlando di Haaland come altezza. Se lo metti in tasca Haaland. Sì, cioè, però poi che sia un giocatore di grandissima tecnica, un giocatore potenzialmente mostruoso, credo che lo abbia fatto vedere ogni volta. Posso anche dire che Bologna arriva nel momento giusto, perché comunque hai solo Borrelli, c'è un Esposito che non segna da gennaio, mi pare, non segna da una vita in Serie A. Forse febbraio, Luvumbo da tantissimo. Luvumbo ha fatto avanti e indietro per mezzo mondo per stare con l'Angola in nazionale. Vero che hai Felici che è rimasto lì, però lì davanti secondo me col Bologna potrebbe esserci spazio, anche perché lui e Felici magari saranno le armi a gara in corso di questo Cagliari. Vedremo se ci saranno sorprese, anche se mi aspetto che lui e Felici possano essere le sorprese più a gara in corso che dall'inizio. C'è da dire, ragazzi, che comunque che l'erba no, che ad agosto e dal vivo non me ne ero accorto l'altro giorno da queste immagini. Sembra il Vannisanna. Mamma bellissimo. Mamma mia, i buchi che ci sono e le zolle che ci sono. Però i tempi tecnici era dalla seconda sosta che Kilixoy poteva entrare in forma. Siamo alla seconda sosta, vediamo un po' quale sarà la situazione. Cioè c'era un tempo tecnico che era stato ampiamente previsto. Ovviamente è difficile vederlo, pensare lui titolare dal primo minuto contro il Bologna, ma come ha detto Roberta, a gara in corso è sicuramente un valore che può cambiare l'andamento della gara, perché se comunque entrasse bene, in grado di saltare l'uomo, comunque di trovarsi lì in area, pronto anche un bel tiro, può fare comunque, può farsi vedere, non fare la differenza, perché da qui a fare la differenza deve avere più continuità, deve soprattutto entrare in ogni partita e soprattutto avere delle migliorie partita dopo partita, e ora non si sono ancora viste, parliamoci chiaramente. Non è certo l'Under 21 come esempio, bisogna anche contestualizzarle. Un grandissimo gesto tecnico, ma come abbiamo visto tutti sembravamo noi tre in difesa, con tutto il rispetto per voi due. Allora,
Sì, con Roberto Pina non si sarebbe girato, credo, Chilizzoni in quel momento. Roberto Pina nel prime, credo che sarebbe arrivata prima la gamba della bicicletta, diceva quello. Cioè, bicicletta sì, ma probabilmente era rigore, diciamocelo, però comunque sia quel gol non lo faceva. Così, a frago, come si suol dire, secondo me era più fallo quello. Va bene, vedo che abbiamo la prima ospite di quest'oggi, ovvero la collega amica Ilenia Giagnoni dell'Unione Sarda. Ciao Ilenia. Buongiorno a tutti, mi sentite? Perfettamente, come stai? Bene, benone, grazie. Corrispondente da Olbia per l'Unione Sarda, Roby, abbiamo deciso di invitare Ilenia per fare un po' il punto della situazione in casa Olbia, no? Hai detto bene, anche perché ciao Ile, innanzitutto. Buongiorno, ciao Roby. Sempre un piacere di sentirti. Situazione strana, no? Quella dell'Olbia, Ilenia, perché da una parte c'è una squadra che in campo sta andando personalmente, anche rispetto a quelle che erano le aspettative, oltre ogni più rosea previsione, al di là della gara con Latte Dolce, proprio il resto è stato un inizio davvero importante e anche forse inaspettato per i bianchi. Dall'altra c'è una situazione totalmente in divenire, in continua evoluzione, lato societario, ormai è una questione che si trascina da tempo, però la deadline che si è rimandata per tempo a Olbia sembra un po' arrivata. Qual è un po' l'equilibrio, diciamo, in questi due volti stranissimi di questa stagione olbiese, Ida? Allora, premetto che la scorsa settimana parlavo con un collega romano per le partite, no, di questo girone, eccetera. Gli ho spiegato che la sensazione negli ultimi 2 anni a Olbia è di essere stata infilata in una lavatrice con la centrifuga attiva senza mai, no, bloccare la centrifuga. È una roba pazzesca, perché dici bene tu, sul campo le cose sono partite bene, buoni risultati. Guarda, anche il pareggio di domenica, tutto sommato, per come è partita la squadra, è buono, però dal punto di vista societario, sapete benissimo che gli ultimi anni non sono stati facilissimi. L'anno scorso l'iscrizione, insomma, è arrivata in maniera così al photo finish, con la storia della, no, la soluzione Lucilli, che poi non aveva fatto il pagamento, hanno dovuto fare ricorso, riammessi grazie all'avvocato Chiacchio. Quest'anno è successa la stessa cosa, perché nel momento dell'iscrizione mancavano i soldi per gli stipendi di maggio. Poi alcuni personaggi qui, imprenditori di Olbia, hanno messo i soldi, la squadra si è potuta iscrivere. Però da quel momento in poi quello che doveva avvenire a livello societario, col presidente Guido Surace che si è dimesso per facilitare il cambio di proprietà, non è avvenuto. Al momento ci sarebbe una sola, uso il condizionale, trattativa in piedi, quella con l'imprenditore Roberto Sulas, che è uscito allo scoperto, se vi ricordate, 2 settimane fa con una lettera aperta, che poi noi abbiamo pubblicato praticamente integralmente, dicendo che lui ha fatto un'offerta a quello che è il patron di Swiss Pro, proprietaria del 70% dell'Olbia, che è Murat Yilmaz, l'imprenditore turco, offrendo 700.000 euro più l'accollo dei debiti, che sarebbero intorno ai 4 milioni e mezzo. Da quel momento in poi la trattativa con Sulas per il cambio di proprietà è andata avanti, sono entrati in gioco altri imprenditori che hanno provato a verificare quali fossero le condizioni per rilevare sempre, no, il pacchetto di maggioranza dell'Olbia, però a quanto pare queste trattative si sono fermate e prosegue quella con Sulas. Qual è il problema? Che la stagione sta andando avanti e i giocatori che settimana scorsa hanno scioperato sono sul piede di guerra, e c'è il rischio che lunedì, o meglio martedì, non tornino ad allenarsi, perché anche loro non ce la fanno più. Non è una situazione tranquilla, una situazione di totale incertezza, e anche loro devono sapere insomma come devono proseguire la stagione, se con la maglia dell'Olbia o se devono cercare un'altra squadra. Non so se è chiaro il quadro. Sì, no, il quadro purtroppo è chiarissimo. Vi ho lasciato senza parole. No, il quadro purtroppo è chiarissimo e viene anche difficile, Ile, rispetto anche a qualche mese fa o a qualche anno fa, prospettarne un futuro. Non so se sei d'accordo, cioè è molto complicato, perché giustamente, come dicevi tu, ok le trattative, però il debito è molto alto e per una squadra di D non è così facile poi riuscire a rimettere tutti i puntini, no, sulle i. È davvero un limbo molto particolare quello che sta attraversando il club. Esatto, per quello non si capisce perché il turco ancora non abbia accettato l'offerta di Sulas, che mi dicono aver offerto oltre questi 700.000 euro
anche uno chalet in Svizzera, che è, insomma, è il paese in cui lui lavora e ha la residenza, e anche perché l'alternativa è alla società, no, vabbè, sai, svizzera, no? è sempre esatto, è sempre un immobile, anche un valore importante, per cui tra i 700 e questo chalet arriverebbe ai 1100, 1200, quindi comunque quello che lui, scusate, 1.200.000, quello che lui aveva chiesto per cedere l'Olbia, quindi non si capisce perché ancora si stia temporeggiando, anche perché offerte migliori secondo me non arriveranno, proprio per quello che dicevi tu, Roby. Il debito è davvero troppo grande e purtroppo l'alternativa, come mi spiegava un avvocato di diritto che si occupa di diritto sportivo, è che davvero qualcuno faccia istanza di fallimento, quello che adesso si chiama, credo, procedimento giudiziale o qualcosa del genere, che l'Olbia quindi finisca in tribunale e che il titolo sportivo dell'Olbia possa essere acquistato all'asta, e tramite un esercizio provvisorio qualcun altro subentrare con questo titolo e proseguire la stagione. È una roba a cui io non voglio neanche pensare, però volendo, se questa è una ipotesi, il turco forse davvero farebbe bene a muoversi, anche a accettare le condizioni di Sulas e così, e far proseguire tranquillamente, o quantomeno con maggiore tranquillità, la stagione all'Olbia, che onestamente dopo l'anno scorso, dopo 2 anni fa, una retrocessione diretta drammatica che conosciamo tutti. L'anno scorso una stagione partita così, cambi di allenatore, poi ci siamo salvati anche bene direttamente all'ultima giornata. Io sta cosa qua, ti giuro, sto in lavatrice con la centrifuga, non ce la facciamo più, ma guarda, anche i tifosi mi scrivono sui social per avere informazioni, c'è molta attenzione intorno a questa cosa e stiamo tutti soffrendo tanto. Noi giornalisti perché dobbiamo stare sempre sul pezzo, chiaro, però come tifosi è davvero una situazione molto molto dolorosa, mettiamola così. A proposito di centrifuga, poi faccio fare anche domande a Fra e a Luca. È strana, no? Perché tu hai detto ci sono alcune cose che uno non se le spiega. Poi Gianluca Brundo, un nostro ascoltatore, ha commentato: sarà più amante del mare Murat Yilmaz, per quello non vuole, faccio far ridere. Può essere. Può essere. Preferiva, sai, magari una casetta a Pitulongo, se si potesse. Però no, Esatto. Ile, che idea ti sei fatta? Perché al di là del vivere una centrifuga, raccontare di fatto dal passaggio con Swiss Pro a oggi le ultime stagioni dell'Olbia è stato molto complicato, perché quando uno pensa di averci capito qualcosa poi scopre che dietro c'è una porta. Sembra un po' Takeshi Castle, mai dire Banzai, per capirci, cioè quando ti lanciavi fiondato su una porta e poi quella porta non si apriva, ti sbattevi col muso di fronte a un portone chiuso. Che idea ti sei fatta di queste ultime stagioni dell'Olbia? Cioè, come te le spieghi tutto sto caos disorganizzato che ha vissuto la piazza? Dopo 8 anni, dopo il momento forse migliore recente, no? In C. Come te lo spieghi? Allora, ti dico la verità, secondo me voi siete venuti anche qualche volta allo stadio. Lo stadio di Olbia non è uno stadio, magari non è molto accogliente, però è anche vero che è poco frequentato. I tifosi ci sono molto attaccati, sono molto affezionati, i ragazzi della curva hanno sempre seguito la squadra anche in trasferta, però secondo me c'è un po' di disinteresse da parte del territorio nei confronti dell'Olbia. Se no, dal momento in cui voi sapete che quest'anno è nato anche un comitato Sostegno Olbia per provare a aprire una raccolta fondi, per spingere gli abbonamenti, perché anche in quel modo tu sostieni la squadra della tua città. Fai l'abbonamento, magari non dai soldi per il fondo, però fai l'abbonamento e anche se non vuoi andare dai il tuo contributo. Però secondo me Olbia non è molto attenta alle vicende della sua squadra di calcio, come non lo è stato, permettetemi, nei confronti della squadra di pallavolo. L'Ermea quest'anno non si è iscritta nel silenzio generale dopo ben 10 stagioni, se non sbaglio 11 addirittura, nel campionato cadetto di pallavolo femminile. Per me è una cosa gravissima. Questo vuol dire che Olbia, poi anche perché gli olbiesi doc siamo anche pochi, non lo so, però Olbia è molto molto poco attenta alle vicende delle sue società sportive. Questo secondo me potrebbe essere una delle ragioni per cui adesso ci troviamo a questo punto. Marino, che è stato presidente dell'Olbia per 8 anni e mezzo, anzi 9, considerato che è iniziato in Serie D e poi ha finito l'anno scorso con le dimissioni,
l'ha tenuta comunque 8 anni di fila nella Serie C unica, con tutti i discorsi, perché poi alla fine il debito gli svizzeri l'hanno ereditato naturalmente dagli gestioni precedenti, non è che gli svizzeri hanno fatto 4 milioni di debiti così in un anno e mezzo. Però è anche vero che se ci fosse più attenzione da parte del territorio nei confronti dell'Olbia, forse l'Olbia non sarebbe finita nelle mani della proprietà svizzera, che poi, ripeto, sicuramente loro sono arrivati qui con buone intenzioni, perché nessuno fa un investimento come loro. Il 70% del pacchetto dell'Olbia l'hanno pagato 1.400.000 euro, non proprio noccioline, però evidentemente o si sono sopravvalutati o hanno sottovalutato la situazione, e adesso siamo qua, perché tutti gli anni iniziavano la stagione senza avere un budget, senza avere neanche i soldi per l'iscrizione. Tu, Roby, lo sai, anche Sì. quest'anno quest'anno hanno presentato la stagione il 3 giugno. La domanda che gli abbiamo fatto: abbiamo i soldi per l'iscrizione? Sì, voi fate sempre le stesse domande. Beh, come mai? Quindi Perché secondo non me ci sono mai le risposte. è anche questo, guarda, questa cosa per me, adesso lascia perdere che noi siamo giornalisti e giustamente è il nostro lavoro cercare le risposte, no? Però io penso anche a un tifoso, il silenzio totale, il fatto che questi pensino di non dover rendere conto ai tifosi, al territorio, anche attraverso di noi, perché noi siamo un mezzo, noi facciamo domande, riportiamo le risposte, così i tifosi sanno, no? La gente sa. E loro invece hanno avuto, parlo soprattutto dell'ultima gestione, un disprezzo totale nei confronti dei giornalisti. E questa è una cosa molto fastidiosa, perché poi alla fine noi non esprimiamo opinioni, a meno che non ci chiedano le pagelle, lo sapete benissimo, però noi riportiamo i fatti, loro fanno una cosa e noi la riportiamo, facciamo delle domande per capire perché l'hanno fatta. Se poi loro così si chiudono a riccio, noi riportiamo i fatti e poi risponderanno loro. Quindi ti dico, anche questa situazione di silenzio generale è un po' fastidiosa. No, Ilenia, cioè, la considerazione che mi nasce spontanea, che poi in realtà è un ragionamento che abbiamo fatto spesso anche con Roberto, ma non soltanto, cioè la battuta di Jeff, il nostro utente su Twitch, che dice non si può chiedere a Salmo di comprare la squadra, cioè è una battuta ovviamente, però dà un po' anche la misura di quello che, come dicevi tu, è il disinteresse del territorio nei confronti dell'Olbia e dello sport olbiese, perché hai fatto bene a sottolineare anche il discorso dell'Ermea, cioè comunque parliamo di due realtà che fanno parte di categorie non ricchissime, ovviamente, che di base si sostengono grazie a contributi pubblici. Penso al fatto che la Regione Sardegna faccia il rimborso ogni anno delle trasferte, che sono comunque dei fondi che aiutano le società a restare in piedi, però poi alla fine manca sempre, cioè è più facile forse fare una squadra in un paesino che in una città, mi viene da dire. E la cosa assurda è che succeda, secondo me, a Olbia, che in questo momento è la città sarda con insomma, i migliori indici di sviluppo sotto tutti i punti di vista, quindi non soltanto economico, ma anche demografico, ma anche proprio di crescita, e lo sappiamo tutti. Stupisce il fatto che nonostante tutto questo, cioè nonostante comunque Olbia sia una città in cui effettivamente investire porta poi effettivamente dei risultati prima che da altre parti, però non ci sia l'interesse da parte degli imprenditori di turno, degli olbiesi doc, anche se poi, come hai detto giustamente tu, magari siete rimasti in pochi i veri olbiesi al 100%, però stupisce un po' appunto tutto questo, e stupisce secondo me ancora di più partendo dal fatto che l'Olbia è stata 8 anni in Serie C di fila, e nonostante ci fosse la Serie C, perché appunto, come hai detto prima, siamo venuti spesso a Olbia durante la Lega Pro, nonostante questo lo stadio si riempiva soltanto quando veniva la Reggiana, quando veniva il Cesena, quando veniva la Torres, quando veniva, non lo so, il Pisa, il Monza. Ok, il Pisa. Sì, ecco. certo, cioè, sì. Questa è la cosa che stupisce, cioè è come se alla città del fatto di essere nel calcio professionistico la terza, anche al momento la seconda squadra per numeri della Sardegna a livello professionistico, la risposta era questa: chi se ne frega, facciamo altro, non mi interessa del calcio. E secondo me questa è la vera sconfitta
che poi ha portato a tutto questo che stiamo vivendo adesso, perché nel momento in cui poi alla fine ti mancano le basi, ci sta anche con l'imprenditore a un certo punto dica, oh, ma sapete cosa c'è? Io sto investendo, sto buttando tempo, energie, cerco di fare tutto, la risposta del territorio è 0 o 0, sapete cosa c'è? Io vendo al primo che capita, perché queste cose sono capitate dappertutto. Esatto. Guarda, me l'ha fatto notare l'altro giorno un dirigente di calcio che io conosco da un po' di tempo, che mi ha chiamato per sapere come fosse la situazione, che c'era un gruppo di imprenditori che poteva essere interessato, no? a vedere le carte così dell'Olbia per magari fare una trattativa, impostare una trattativa, eccetera. Però ha detto che quello che un pochino lo lascia perplesso sono i numeri degli spettatori. Mi ha indicato un sito dove ci sono tutti i numeri, no, degli spettatori delle ultime stagioni, l'archivio, sicuramente lo conoscete anche voi questo sito. Ti dico, primo anno di Serie C, il massimo che abbiamo fatto a livello di spettatori, 24.000 spettatori, 24.000 il primo anno. Il minimo 12.000. Sto parlando di Serie C. Voi fatevi i calcoli quanto sono a partita. Sì. Neanche 1.000. Quanti sono? Ma soprattutto il discorso è, che mi viene da dire, fosse una città, una società negli ultimi anni abituata a grandissimi exploit, dico, beh, vabbè, ci può stare magari anche un po' la puzza sotto il naso, non ti piace anche magari la gestione a livello societario, oppure il rendimento della squadra in campo. Il problema è che però non mi sembra che prima che arrivasse Marino, nell'ultimo periodo pre-Marino, l'Olbia avesse fatto dei risultati incredibili o clamorosi. Cioè era l'Olbia che faceva Serie D, ogni tanto la capatina in Serie C, restava poco, poi retrocedeva di nuovo. Cioè effettivamente fondamentalmente mi sembra che la città abbia mollato da molto prima, sì, da prima che, no. che arrivassero Marino e gli svizzeri. Assolutamente. Io mi ricordo, ho iniziato questo lavoro che iniziava Rusconi, quindi sto parlando del 2007 ho iniziato a seguire l'Olbia. Allora, 2007 abbiamo vissuto le 3 stagioni di Rusconi, per carità, anche lì montagne russe, ragazzi, ne abbiamo visto di tutti i colori, io mi sono anche molto divertita tra le varie cose perché ogni volta ce n'era una nuova, però lì, ragazzi, abbiamo sfiorato i playoff per andare in C1 all'epoca, non vi ricordate? Lega Pro, prima divisione, seconda divisione. Poi il terzo anno di Rusconi, Poraccio non aveva più i soldi per continuare, l'hanno presa ex giocatori dell'Olbia, l'hanno fatta ripartire all'eccellenza con l'aiuto del sindaco Giovannelli. Abbiamo vissuto anche stagioni molto divertenti, però era un'Olbia in mano agli olbiesi, totalmente in mano agli olbiesi, ex calciatori. Già lì l'entusiasmo ci doveva essere, no? Olbia in mano agli olbiesi, l'hanno portata in Serie D quasi subito. Tu dici l'Olbia in mano agli olbiesi, ex giocatori dell'Olbia, molte bandiere, più di così che cosa puoi dire? Arriva Marino, la porta subito in Serie C, la tiene in Serie C, vediamo grandi partite, grandi avversari. Infatti credo che i 1.700 li abbiamo toccati o col Pisa o col Monza, prima che poi Pisa e Monza facessero la scalata verso i piani più alti, diciamo. Però per il resto purtroppo c'è una disaffezione totale nei confronti dell'Olbia, e un giorno perché c'è il sole dobbiamo andare al mare, un giorno perché piove. Anzi, vi dirò che l'ultima partita casalinga abbiamo toccato gli 816, se non sbaglio, spettatori, che già era un buon segnale, però vedi sempre che sì, oggi così, poi alla prossima. E invece proprio in questo momento la squadra avrebbe bisogno, la squadra e anche l'Olbia Calcio inteso come club, il supporto del territorio, perché davvero se muore anche l'Olbia come è successo all'Ermea, abbiamo il Tavolara in seconda categoria, vedi anche il Tavolara adesso è arrivato un imprenditore che non è olbiese, lo sta supportando, ma il Tavolara fino a qualche tempo fa faceva la Serie D, ha lottato per la Serie C, era la seconda squadra ed è la seconda squadra di Olbia. Sì, ma guarda, peraltro me lo ricordo, quindi insomma. Esatto, peraltro società fondata da mio padre, quindi un'affezione giusto per fondata da mio padre un po' di tempo fa. Quindi insomma, io la seguivo per lavoro, abbiamo visto anche grandi allenatori, c'è stato Pusceddu che sicuramente voi ricordate, insomma, anche grandi giocatori, per cui c'era tutta sta roba e poi di colpo il vuoto, queste cose. Ed è davvero un peccato, perché poi il pubblico che viene allo stadio è molto affezionato, anche quando hanno preso i 6 gol dal latte dolce. Non hanno fischiato, tutti in piedi ad applaudire la squadra. Quello per me è un bel segnale, però poi alla fine
C'è questa cosa qua e poi non segue. E a me questa cosa, al di là del lavoro, è un peccato, perché secondo me l'Olbia ha un valore per tutti e va preservato, soprattutto insomma anche la città. L'Olbia ha portato la città di Olbia in giro per tutta l'Italia ad alti livelli, insomma non la B però la C, per tanti anni, e questo disinteresse è proprio triste. Luca? Ciao Elenia, allora ti giro una domanda di un nostro utente Traccada che dice: ma anche le istituzioni locali come si stanno muovendo? Dall'anno prossimo, senza il mondiale di rally, il calcio e il volley andrebbero aiutati maggiormente. Ecco, esatto, anche a tal proposito, proprio se non sbaglio 2 settimane o 3 settimane fa un consigliere di minoranza, consigliere comunale di minoranza, ha fatto la domanda al sindaco affinché intervenisse, però giustamente anche il sindaco, mi raccontavano, io ripeto, non lo so perché non ricordo quell'episodio, che il sindaco ha avuto qualche problema quando ha provato a interessarsi, insomma, gli hanno detto di stare al suo posto, che era una questione privata o qualcosa del genere, non vorrei dire fesserie, per cui anche il sindaco giustamente è un po' frenato da questo punto di vista, anche perché il nostro sindaco Setti Munizi è stato un medico sociale dell'Olbia, quindi io penso che abbia un affetto particolare per l'Olbia. Se non si è mosso, evidentemente ci saranno delle ragioni, perché io penso che ci tenga come tanti altri olbiesi, però anche questa cosa un po' non lo so, è tutto un po' strano, davvero almeno in superficie, poi magari stanno lavorando sotto, io questo non lo so al momento, però c'è una sorta di anche disinteresse nei confronti dell'Olbia, e questa cosa, ripeto, è molto triste, anche perché insomma, se si va verso il fallimento, come diceva giustamente il vostro ascoltatore, è un problema per tutti, non abbiamo più nulla a livello sportivo, quindi non lo so. Anche per i giovani, l'Olbia quest'anno non ha un settore giovanile, sta dando una mano la Bruno Selleri con cui c'è una partnership, ma non abbiamo l'Under 19, non abbiamo l'Under 17, cioè sono delle cose mai viste prima, non ha fatto l'accordo con l'Olbia Academy, per non so quali motivi, e potevano proseguire così, quindi anche i ragazzi, dove vanno i ragazzi che vogliono fare calcio? È un po', non lo so, è un po' tutto molto triste, mettiamola così, oltre che confuso, è tutto molto triste. Tra l'altro, Ile, una battuta, in questo momento storico dire a Nizzi stai al tuo posto credo che sia come suicidarsi a Olbia, però vabbè, Esatto. ci vuole coraggio a dire no, ben venga, no, assolutamente. Tanta politica, vai, No, adesso è anche presidente della provincia, quindi vai a toccare. ma anzi, magari adesso può fare anche di più, non lo so, magari ci pensa, non lo so. Però insomma non penso che il sindaco sia disinteressato, non credo affatto, anzi. Luca? No, Volevo chiederti un'altra domanda, Ire, sulla squadra, perché hai detto comunque la situazione non è delle più semplici, ovviamente, ma allora come vive la squadra una situazione del genere, dove il pubblico comunque manca, la situazione societaria, insomma, mettiamola in divenire, però è anche vero che sono ragazzi che hanno voglia di giocare a pallone, perché comunque se vediamo i risultati sportivi forse al di sopra delle aspettative, e quindi c'è questa distinzione tra da una parte la società e non sapere quale sarà il futuro, dall'altra dei ragazzi che comunque hanno voglia di fare il loro percorso. Come la stanno vivendo? Se hai avuto modo magari anche di confrontarti con loro in privato. Allora, sì, devo dire che a parte c'è un dato di fatto che è quello di una squadra che comunque ha qualità. Adesso non sto lì a citare i giocatori che conoscete anche voi, però sostanzialmente è una squadra di qualità che secondo me, con un altro tipo di ambiente, maggiore serenità, forse avrebbe anche qualche punto in più, nonostante la stagione sia partita in ritardo, con una squadra che è stata costruita strada facendo, anche perché non dimentichiamo, anzi lo vorrei sottolineare, che l'allenatore è un certo Giancarlo Favarin, che non poteva capitarci niente di meglio in una situazione così complicata, perché è un uomo di calcio, è uno tosto, sa il fatto suo, è uno tranquillo che sa come tranquillizzare anche la squadra e un pochino isolarla da quello che succede intorno, e quella è la ragione per cui poi i risultati sul campo non sono malvagi, anzi.
Però è anche vero che poi le cose vanno avanti, noi giustamente scriviamo e loro leggono che c'è un cambio di proprietà che arriva, oggi sì, domani no, tira e molla, loro non sanno se finiranno il campionato, se finiranno il girone di andata, non sanno se cambierà il proprietario, quindi cambia la proprietà, cambia il direttore sportivo, cambia l'allenatore, mi cacceranno, mi devo trovare un'altra squadra, cioè sono tutti interrogativi che nella testa di giocatori anche molto giovani è normale che poi no, si insinuino. E stanno facendo anche tanto, per quello dicevo poi anche l'1-1 strappato al Monte Spaccato domenica è un buon risultato secondo me. Però voi sapete anche che loro martedì scorso hanno scioperato per dare un segnale alla società, perché la società dalle dimissioni di Guido Surace è sparita dai radar. La gestione della stagione è in mano al comitato di sostegno Olbia Calcio, che è presieduto da il consulente nominato all'epoca per valutare le offerte di acquisto dell'Olbia, che però hanno raccolto i soldi, qualcuno ci ha rimesso di tasca anche per pagare le trasferte, per pagare i pasti, che cavolo ne so, per pagare la bolletta dello stadio, però i soldi ragazzi non ci sono. Anche lì non so se avete visto i dati del fondo di sostegno dell'Olbia Calcio. Sì. Un fondo avviato più di 2 mesi fa ha raccolto 12.000 euro, abbonamenti 312. Sì. Capite che forse la chiave sta anche lì. No, sta totalmente lì. O arriva un martire disposto davvero a carichi, perché poi a questi livelli non fai incassi allo stadio, gli abbonamenti sono quelli che sono, sponsor ti possono dare una mano, però è più un vuoto a perdere che altro. Quindi deve arrivare qualcuno che abbia ragioni valide per prendersi l'Olbia con tutto quello che comporta, debiti compresi, anche se anche lì sui debiti mancano gli ultimi 2 bilanci, i debiti sono 4.000, potrebbero essere 2.000, scusate, 4 milioni, non so perché mi viene 4.000, 4 milioni. 4.000 la si poteva risolvere. Magari, esatto, no ma vedi anche tu, con i numeri stiamo dando tutti i numeri. Ci credo. Non so se il quadro è chiaro. Sì, chiarissimo. Più che chiaro. Chiaro e resta fosco allo stesso tempo, però, nel senso che comunque insomma il futuro non sembra troppo roseo assolutamente. Speriamo chiaramente che possa succedere qualcosa di positivo in queste settimane per salvaguardare un po' anche presente e futuro dell'Olbia Calcio. Quindi grazie. Francesco, posso aggiungere una cosa? In realtà, se la trattativa con il famoso imprenditore Sulas si chiudesse sta settimana o lunedì, le cose cambierebbero, perché poi, ripeto, i giocatori hanno scioperato martedì, ma sono di nuovo sul piede di guerra. Al derby col Budoni della prossima settimana potrebbero non arrivare, quindi la soluzione deve arrivare sta settimana, al massimo lunedì. Non si può andare avanti ulteriormente, anche perché, ripeto, se al Turco va bene, io a posto del Turco prenderei 700.000 più lo chalet e mollerei tutto, perché così perde capre e cavoli. Ma anche chi lo consiglia sto Turco? Io non ci parlo, se non ci parlerei io, glielo direi. Signor Murat, prenda tutto e vada, e così magari evita anche il fallimento di un club. Insomma, sarebbe anche così, no? Un benefattore da quel punto di vista. Quindi, esatto. Allora, visto che abbiamo già parlato di Turchia con Kiliksoy, parliamo di Turchia. Esatto. Dobbiamo dire a Kiliksoy, senti il tuo nazionale, esatto. Ilenia da 131 e come dire, cerchiamo di trovare lo mandiamo in missione. Esatto. Va bene, Ilenia, grazie davvero di essere stata con noi voi stamattina, di averci aiutato a chiarire un po' tutti i vari dubbi su questo inizio di stagione dell'Olbia. Speriamo di risentirci appunto più avanti con notizie più positive. Va bene? Speriamo, grazie mille ragazzi per avermi ospitato. A voi. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Eccoci qua. Beh, insomma, direi quando il buongiorno inizia si fa dal mattino. No, vabbè, no, allora, siccome giustamente poi noi cerchiamo di fare anche mattinate leggere con ospiti, il prossimo ospite che insomma Simone Aresti, quindi che non ha bisogno di presentazioni, con lui sicuramente sarà un po' più leggero anche il tenore della puntata, però bisogna ricordarsi che noi comunque facciamo questo lavoro. Esatto, ex Olbia, tra l'altro anche lui.
e ho detto noi facciamo questo lavoro, quindi cioè, bisognava mettere Roby un faro, cercare un po' di illuminare la questione Olbia, fare perché cioè, anche un discorso con Ile che ha seguito, gli va riconosciuto in maniera costante, anche molto oggettiva, nonostante sia legatissima, no, alla piazza, per motivi familiari, per motivi lavorativi e anche alla squadra, però è una situazione davvero difficile da raccontare. Noi ci abbiamo provato in questi anni. Poi la verità, quando è iniziato a essere tutto così vero e falso allo stesso tempo, quando le informazioni arrivavano dal club e non dal club in maniera vera e falsa allo stesso tempo, abbiamo giustamente, anche come secondo me deve fare un giornalista, preso le distanze, provando a raccontare quello che era il disagio dei giocatori, i problemi relativi agli imprenditori che provavano a entrare, perché da tempo, no? Adesso non parla da tantissimo la proprietà Olbia, però da tempo tutto ciò che arriva dalla proprietà olbiese è fumo, e raccontare il fumo credendoci, secondo me è ancora più sbagliato per un giornalista. Noi siamo andati a giugno a descrivere quella che era stata presentata in pompa magna come il grande rilancio dell'Olbia, un PowerPoint in stile presentazione delle medie fatto dalla società olbiese, dove si raccontava tutto, che per 2 ore io, Ilenia e anche gli altri colleghi abbiamo sorbito volentieri alla prima domanda. Tutto molto bello. Sì, tutto molto volentieri. Alla prima domanda ho portato Kinderino in caso sapevo che sarebbe finita male. Era la prima uscita. Alla prima uscita. Io ho detto a Olbia ci vado con Kinderino e detto questo, alla prima domanda tutto molto bello, ma ci sono le certezze economiche per fare il campionato? La risposta è stata: voi pensate sempre ai soldi, i soldi non sono importanti. I soldi sono tutto, ma nella vita, non solo nel calcio. Cioè, e quindi diamo questa notizia, Roby. Esatto, do questa notizia così per chi non se ne fosse accorto. I dubbi quindi c'erano, e quindi raccontare quella parte di Olbia per noi da tempo. Noi stiamo provando a raccontare il campo ai giocatori, perché quella parte lì secondo me è talmente vaga e sotto ci sono talmente cose che tra qualche anno credo usciranno e capiremo i vari giri che hanno coinvolto l'Olbia. Mi dispiace molto, perché comunque già avere solo una squadra oltre il Cagliari nel professionismo, quindi solo la Torres, è un danno, e a cascata si vede. Anche la Serie D ha sofferto tanto in questi anni. La speranza è che quest'anno sembra un minimo, ma ancora è molto presto, che la Serie D sarda possa regalarsi, non dico delle gioie, però qualche tranquillità in più rispetto all'apnea totale vissuta nelle ultime stagioni. Però, come giustamente anche ha detto Ilenia, hai detto tu, è un po' Olbia la cartina tornasole di un'isola che, escluso Cagliari, ma anche Cagliari, perché anche Cagliari a livello di piazza ha avuto i suoi alti e bassi, i problemi, il suo essere slegato sia alla sua imprenditoria che al suo ambiente. È un'isola che non riesce a supportare le varie realtà. Ilenia ha citato l'Ermea, ma ce ne sono tantissime altre di realtà importanti a livello sardo. Io potrei citarti la Torres femminile, ma potremmo citarne 10.000 di squadre che non sono state supportate dal territorio a dovere per restare un'eccellenza, che erano a livello nazionale, non solo regionale, e che si sono perse. È un'isola in cui raccontare lo sport è diventato molto difficile, perché fare sport è diventato quasi impossibile. E ce ne accorgiamo dai campionati che stiamo vivendo. Assolutamente sì. Vedo che ci ha già raggiunto Simone Aresti, secondo ospite di oggi. Ciao Simo, ben trovato. Che è in macchina con Ilenia è dall'altra parte. No, non è vero. Ciao, buongiorno a tutti, mi sentite? Perfettamente. Simone, che è reduce dall'allenamento di stamattina. Simo, spieghiamo prima di entrare un po' nel discorso Cagliari, Amarcord e quant'altro. Simone, che tanto devo scappare, come sapete. Esatto. Simone è persona che io stimo di più in assoluto nella vita, extracampo, poi un giorno lo spiegherò. Grande Simone, un abbraccio grande, speriamo presto. Ciao Roby. Ciao Roby. Ciao. Sì, Simo, ecco, abbiamo aperto abbiamo aperto un'academy insieme a Andrea Cocco. Lui segue i giocatori in movimento, io seguo i portieri, quindi nello specifico facciamo sia allenamenti individuali che allenamenti in gruppo, e poi faremo degli open day il 25 e il 30 ottobre gratuiti, e da lì partirà anche per i più piccoli.
Ecco, assolutamente. Tra l'altro, prima di farti domande, ti devo riportare la domanda di Paolo, mio grande amico, tuo Ecco. allievo in questo periodo. Sì. Credo che sia il tuo allievo più anziano, probabilmente, non so, però quasi. Allora, per ora sì, ed è più anziano, però ti posso dire sicuramente forse quello che ha più passione di tutti. È molto Esatto. piacevole allenare comunque atleti con tutta questa passione per il ruolo. Viene tutto più semplice. Esatto, cioè non fa il portiere nella vita, non lo ha mai fatto praticamente, fa tutt'altro, però siccome è sempre stato molto bravo, anche tra i pali ha avuto sempre questa passione, appena hai aperto la tua Academy, ha detto, ma sai che forse vado da Simone Aresti a vedere, a mettermi anche un po' in gioco, e mi ha detto di dirti, era in aereo stamattina perché sta andando fuori dalla Sardegna, mi ha detto, devi dire a Simone che ho sognato già 2 volte di allenarmi con lui, si è già allenato 2 volte se non sbaglio, 2 o 3 volte con Sì, te. sì, si è già Ha fatto 2 detto, allenamenti. ha detto che vi vedete la settimana del 27 ottobre, a patto però di tirare più piano, perché evidentemente l'ultima volta, provando a parare i tuoi tiri, un po' di... No, ma sai che, di esatto, sai che c'è, perché poi io devo dosare la forza comunque in base al livello, ma Paolo me ne stava parlando tutte, allora ho dovuto tirare un po' più Testare. forte, testare fino a l'upgrade, dove Paolo potesse arrivare. E comunque sta migliorando così tanto che devo alzare un po' le velocità della palla, altrimenti poi non diventa più allenante. Giusto. È Questo vero. è molto giusto. Allora, Simo, partiamo dall'inizio, cioè, insomma, come stai in questa nuova parte della tua vita, questo inizio di carriera, non più da calciatore, ma da allenatore, quindi tutto quello che ne consegue. No, bene, bene, mi piace parecchio. Alla fine si tratta solo di essere passati all'altra parte, ma continuando a fare quello che ho sempre fatto, cioè lavorare sui portieri. Quindi mi è venuto tutto molto naturale e molto facile. Luca? Simo, allora, abbiamo avuto Andrea Cocco la settimana scorsa, quindi ci ha parlato un po' del discorso relativo all'attacco. Tu chiaramente vai a fare Accademia dei Portieri, ti chiedo come è cambiato il ruolo del portiere, perché ricordavamo quando ancora potevi prendere la palla con le mani sul retropassaggio e via via si chiede sempre più tecnica al portiere. Ora, se un portiere non sa comunque giocare con i piedi, è quasi escluso dalla Serie A come dai grandi campionati. L'importanza ora del portiere a livello tecnico rispetto a 10 anni fa, anche 8 anni fa, com'è Sì, sì, cambiato? assolutamente. Il portiere moderno si deve concentrare oltre che parare, che rimane sempre, penso, il La punto base. cardine del ruolo, spero perlomeno, anche se poi abbiamo visto col Paris Esatto, Saint-Germain, vabbè, è esatto. stato preferito un giocatore più forte tecnicamente a livello podalico piuttosto di uno che parava di più, però non si sa se, vedremo alla fine se la scelta che ha fatto il Paris Saint-Germain sarà giusta, però sicuramente la tecnica podalica diventa ora fondamentale. Quindi mentre prima non si usava o non era parte integrante dell'allenamento, il perfezionamento coi piedi, ora ci sono le sedute apposite fatte apposta per migliorare il portiere sotto quell'aspetto. Ma quanto è difficile per un portiere, ecco, parlo magari di te, che ovviamente tu hai vissuto tutta l'evoluzione. Cioè, di solito i piedi li usavi giusto per stare in piedi, parliamoci chiaramente, nel senso che il portiere faceva le parate, fine. Poi quando è cambiato un po' tutta la situazione, è cambiato anche l'allenamento. Qual è stata la difficoltà? Anche perché in teoria devi essere bravo anche in pratica, sia col destro che col sinistro, non solo con un Sì, diciamo piede. che la difficoltà maggiore l'hanno avuto i portieri che si sono ritrovati nel mezzo di quella regola. Quindi si sono ritrovati all'improvviso da prendere sempre il pallone con le mani a dover, non po- a dover usare i piedi. Quindi la maggior difficoltà l'hanno avuto loro. Io sono già arrivato che ero nel settore giovanile, e quindi da quando è cambiata la regola si è iniziato ad evolvere anche l'allenamento e a buttare dentro allenamenti situazionali coi piedi. Quindi facendolo da piccolo, Più vuoi o non facile. vuoi, la ripetizione del gesto ti porta a migliorare. Certo non diventerai mai per caratteristiche, per genetica, un trequartista o un play, però comunque riesci ad adattarti e a arrivare a un livello accettabile.
Fra? Parliamo di Caprile, Simo, perché chiaramente parlando di portieri non si può che parlare di Elia Caprile. Quanto è forte secondo te e quanto soprattutto può crescere ancora? Perché qualche giorno fa si parlava di lui anche con altri ospiti, l'impressione che tanti hanno, per esempio Renato Copparoni, anche lui ex portiere come te, diceva l'impressione che possa crescere ancora tanto. Tu da professionista del ruolo come lo vedi? Parliamo comunque di un 2001, quindi è giovanissimo e ha margini di crescita impressionanti, ma quello che impressiona più di Elia Caprile è la personalità e il carisma con cui affronta la partita, davvero leader, trascina tutta la difesa, e questo per un portiere così giovane della sua età ti dimostra che è uno che può ambire ad altissimi livelli. Sta continuando ad avere, ma già dall'anno scorso quando è arrivato a Cagliari fino ad ora, un rendimento straordinario. Cioè, è difficile ricordare un errore di Caprile, o forse non c'è mai stato, mentre è molto semplice ricordare le parate che hanno portato punti al Cagliari. Quindi parliamo di veramente un top e un fenomeno, un portiere di alto livello. Ieri ascoltavo l'intervista a Walter Zenga fatta dal podcast di Centrocampo, tra l'altro una bella chiacchierata, tu Zenga lo hai avuto anche come allenatore, diceva il problema del portiere è che molto spesso, lui faceva questa analisi ripartendo dal famoso l'uscita a vuoto nella partita contro l'Argentina Italia 90, no? Cioè, quello è un falso storico, cioè a tutti rimane in testa l'errore del portiere, però poi tutti si dimenticano che c'erano ancora altri 10 minuti da giocare, i supplementari, i rigori, cioè perché dire che hai perso i mondiali per colpa di quell'uscita quando metti anche che riuscivi a vincere la semifinale, comunque poi dovevi giocare la finale. E quindi chiedo a te un po' questo sentimento della solitudine del portiere che spesso torna anche nell'analisi di tanti grandi professionisti di questo ruolo. Cioè anche tu l'hai vissuta questa sensazione? Beh sì, è un grande classico. Alla fine ci si ricorda del portiere solo degli errori che fa piuttosto che delle parate decisive. Però d'altra parte poi con l'esperienza sono cose che accetti, che sai che fanno parte del tuo lavoro e non ti fai condizionare, non puoi farti condizionare da queste cose. Ci si abitua, insomma. Purtroppo è così, è un po' inspiegabile, come se io di un attaccante dovessi ricordarmi il gol che ha sbagliato a porta vuota. Invece sul portiere è un classico, è un grande classico. Mi viene a pensare sull'attacco, Fra, e te lo ricordi anche tu, Simo, il famoso mai dire gol, vai con liscio, tutti gli errori che faceva Raducioio, che era diventato virale. Ti ricordavi più degli errori che faceva quell'attaccante rispetto... mi pare che non ci fossero dubbi sulla bravura di Raducioio. Sì. Uno si ricorda. Raducioio hai sbloccato un ricordo proprio... Sì, ragazzi, cioè, c'ho l'età, ragazzi. C'ho l'età. No, invece con Simone si può parlare anche di attaccanti, perché lui ha fatto 2 gol, ricordiamocelo, nella sua carriera. Uno da rilancio, che vabbè, non sei l'unico portiere che ha fatto gol del genere, ma in rovesciata in area non sono tanti i portieri che possono vantare di aver segnato così. Ce lo racconti? Sì, non era proprio la rovesciata, era in tuffo di piede, comunque in acrobazia. Comunque sì, ci trovavamo in svantaggio al 95esimo e a distanza di un mese dall'altro gol, quindi nella stessa stagione sono andato a saltare su un calcio offensivo, una punizione, sull'assist di De Martis ho fatto questo gol. Cioè la particolarità è stata fare 2 gol nel giro di un mese nella stessa stagione su azione. In quel periodo poi mi ricordo che anche durante le partite quasi quando mi trovavo in svantaggio non vedevo l'ora arrivassero gli ultimi minuti, perché ho detto magari arrivo a 3. Quasi ti auguravi di essere in svantaggio esatto, per dire andiamo a salvare, andiamo a salvare la squadra. Anche perché poi 2 gol nella stessa stagione, non su calcio piazzato,
Cioè, Sì, un portiere sì. è una cosa, credo, unica. In Italia credo Esatto. abbastanza unica. Un tempo, quando eravamo bambini, vi ricordate, lo scrivevano anche nell'album delle figurine, ha segnato un gol in quella stagione. Vabbè, insomma, altri tempi. Luca Di Leonardo era giovanotto. Ci sono alcune domande per Simo, Luca, prima di continuare con le nostre curiosità. Allora, Gianluca dice: cosa ti manca di meno del calcio giocato e perché proprio i ritiri a Chatillon? Allora, ti dico la verità, in realtà io sono uno dei pochi calciatori che ama i ritiri. Non so perché, Ecco. però mi sono sempre piaciuti. Sai, perché comunque vivi tanto il gruppo, ti concentri molto sul tuo lavoro, non hai distrazioni. Sono una mosca bianca da questo punto di vista, quindi non rimpiango tanto i ritiri. Quello che mi manca di più è lo spogliatoio. Magari le prese in giro tra compagni, le rosicate quando perdi le partitelle, ecco, tutta questa è la roba che mi manca. È vero. Allora, poi salutiamo il nostro collega Giancarlo, ma la Camera dei Portieri accetta anche vecchi decrepiti che devono difendere la porta della squadra dei giornalisti, che è il nostro portiere, e ti chiede, Cioci potrebbe essere il post Caprile? Allora, io penso che Giuseppe come qualità ha le qualità per poter fare la Serie B o la Serie A. Il problema gli manca il pregresso di partite, un po' di esperienza tra i pali, Esperienza. quindi penso che avrebbe bisogno di fare un percorso di crescita dove gioca con continuità, magari in Serie B, perché no, per poi poter essere disponibile in Serie A, perché comunque affrontare la Serie A da inesperto è sempre un punto di domanda. A volte va bene, ma spesso va male. Ti devi fare le ossa. Questo è il mio La pensiero. gavetta, la cosiddetta gavetta, c'è Sì, poco da sì, sì, fare. sì. E invece ti chiede Marco, un aggettivo per due personalità diverse, Nini Corda e Claudio Ranieri. Abbiamo preso proprio Esatto. gli antipodi, si dice, Il le diavolo e persone l'acqua opposte. santa. Esatto, il diavolo e l'acqua santa. Allora, un aggettivo, Claudio Ranieri immenso, per me, ma penso per tutto il gruppo Cagliari che l'ha vissuto, ma anche tutti gli altri giocatori, tutte le squadre, penso sia un dio. Una persona che di un'umanità incredibile e di una competenza incredibile. Mi ricorda come aggettivo direi vulcanico. Nel bene o nel male è una persona che comunque con le sue idee ma mi ha fatto crescere parecchio ed è stato molto importante nel mio percorso calcistico. Fra? Hai avuto tanti allenatori importanti, appunto, oltre Nini Corda, Ranieri, penso ad Allegri quando eri ragazzino a Cagliari, penso a Bernardo Mereu, gli anni di Olbia, insomma, Sì. chi è l'allenatore che ti ha lasciato di più? Ranieri. Ti dico, sì, Ninni Corda te lo dico perché ci ho fatto tantissimi anni al settore giovanile, quindi mi ha formato sotto il livello caratteriale, ma Ranieri a livello umano, a livello di gestione del gruppo è quello da cui poi ho imparato, mi ha aperto un mondo. Mi ha fatto capire che essere limpido, sincero, onesto con tutti porta i giocatori poi a farti dare qualcosa in più, di lanciare il famoso cuore oltre l'ostacolo. Quindi ti dico sì, sicuramente Ersil Claudio. Poi ho avuto Allegri, ho avuto Giampaolo, ho avuto Baroni, ho avuto Oddo, Liverani, ne ho avuto tantissimi e da ognuno ho preso qualcosa. Quello da cui ho preso di più, mister Claudio Ranieri. Quello che ha puntato di più su di te, tolto Nini Corda? Baroni a Pescara, sicuramente arrivavo alla Serie C e mi ha buttato dentro in Serie B dandomi continuità, e mister Liverani, un altro che mi ha dato parecchia fiducia. Luca? Io ti chiedo, abbiamo parlato prima di Caprile, però tolto Caprile, quindi escludiamolo da questa Serie A. Chi sono secondo te i tre migliori portieri di questa Serie A? Anche stranieri, non necessariamente italiani, perché poi entriamo nel loop della nazionale e lì ci sono altre caratteristiche. Al primo posto ti metto Svilar, è un portiere che mi piace tantissimo.
Ti metto poi Carnesecchi, che è un altro portiere molto forte di prospettiva. E al terzo posto, non so, sono indeciso tra Meret e Di Gregorio, uno di Te l'ha questi chiesto per il due. fantacalcio, Simo, e non per altro. Cioè, non pensare che abbia una grande, così. un grande... Cioè, in realtà Luca Di Ronaldo ha una passione strana per i portieri, perché poi lui giocando terzino, non ho capito perché abbia questa passione per i portieri, soprattutto per gli ospiti, perché insomma questa settimana 2 Copparoni, settimana prossima ce ne saranno altri 2 verosimilmente, per cui non so questa smodata passione per i portieri. No, Perché domanda interessante vedono meglio invece. la partita. Domanda interessante di Traccada che dice: e invece Milinkovic-Savic come lo valuti? Perché è un portiere a suo modo molto particolare, no? Molto alto, Sì. molto Bravo coi buono con i piedi. piedi, molto bravo coi piedi, però poi alla fine c'è sempre qualcosina che gli è mancato fin qui per fare, no, il salto definitivo. Non amo questi portieri. Intendiamoci. Sì, non amo questi portieri così, con questa struttura immensa come Milinkovic. Penso che il calcio stia un po' andando nella direzione opposta, nel senso che le difese sono sempre più alte, arrivano ormai a centrocampo e rimane quello spazio tra porta e difesa che va coperta un po' da difensori, ma soprattutto il portiere. Il portiere quindi deve essere, oltre ad essere bravo coi piedi e tra i pali, deve essere anche rapido e veloce. In futuro penso che ritorneranno un po' più di moda, magari portieri un po' più 1,90, 1,88, 1,85, piuttosto che quelli che si sono visti di 2 metri, 2,02 m, 2,05 m. Che torneranno magari a fare volley e basket, probabilmente. Come è giusto che sia. No, a meno che non sei di 2,05 m, sei anche rapido, veloce, hai tutte le qualità, allora lì si giochi nel Real Madrid, allora Esatto. ti stringo la mano. Però nel 90% dei casi un portiere di 2 metri poi va a perdere in altre cose che poi diventeranno sempre più importanti nel futuro. Assolutamente sì. Simo, parliamo del Cagliari, ovviamente, perché insomma è la tua storia, fondamentalmente il filo rosso della tua carriera, no? Dall'inizio alla fine. Ti chiedo, tu hai giocato con Fabio Pisaccane qualche anno fa, ti aspettavi questo inizio di stagione da parte sua, soprattutto questa applicazione e anche come la squadra lo segua comunque in questo inizio di stagione, perché non era semplice passare dalla primavera ai grandi. È vero che c'erano alcuni compagni con cui aveva condiviso lo spogliatoio, però forse quello a volte potrebbe diventare anche quasi un'arma a doppio taglio. Ecco, non so tu come lo hai visto. Non a Cagliari non può diventare un'arma a doppio taglio, perché i suoi ex compagni sono comunque persone evolute, persone che vogliono bene alla città, quindi sono sicuro che avranno facilitato questo ingresso e che gli danno una grossa mano anche a livello di spogliatoio, come è giusto che sia. Mi aspettavo che sarebbe partito così bene, perché comunque è un tecnico preparato, molto bravo anche nella comunicazione. Mi piace come comunica con la stampa, mi piace come comunica con i tifosi, mi piace anche come si muove in panchina, come richiama i giocatori. Ha dimostrato una grande personalità, secondo me si vedrà poi più avanti, ma può ambire a fare questo lavoro fatto bene. Ecco, quanto è importante secondo te? Tu sei stato sempre un uomo spogliatoio, soprattutto nella parte finale della tua carriera, lo sappiamo bene. Quanto è importante tenere sempre accesa quella fiammella, no, del senso di appartenenza ai colori rossoblu? Cioè, penso al fatto che ovviamente Pavoletti, De Iola, tutti gli altri sardi, lo stesso Cioci, che anche se è giovane però inizia, no, a essere sempre un po' più importante all'interno dello spogliatoio, Zappa, cioè si parte da quello, cioè è quello che poi vi ha consentito anche per esempio l'anno della Serie B dopo la retrocessione di risalire subito in Serie A, nonostante ovviamente il grande merito di Claudio Ranieri, ci mancherebbe questo. No, ma guarda, uno dei meriti di Mister Ranieri è proprio quello, è stato quello di riportare, di battere su questo discorso, sull'identità, sul ricompattare
piazza, tifosi, giocatori e stampa, farli collaborare, tutto questo ha permesso poi il Cagliari di rinascere. Diciamo che Ranieri ha tracciato la strada e l'ha indicata, e da lì poi il Cagliari è stato bravo a seguirla. È troppo importante in uno spogliatoio far capire quanto il pubblico, i tifosi tengano a quella squadra, perché non è così dalle altre parti. Nelle altre società non c'è questa appartenenza, e se tu non la spieghi, se non ci sono giocatori che la possono spiegare, viene vista in maniera marginale, non viene capita, e poi non si crea quell'empatia poi con la piazza, tra giocatori e piazza. Luca? Allora, ti giro una domanda di Iranu che dice: su Radunovic lo vedi adatto come secondo a gennaio, secondo te cercherà una sistemazione? Come lo Io valuti penso come che portiere in allora, generale Radunovic? Boris è stato il miglior portiere della Serie B l'anno scorso, quindi parliamo di un portiere Di molto forte, valore, certo. di assoluto valore. Può fare tranquillamente la Serie A, ve lo garantisco, ci ho giocato 2 anni. È un portiere, nonostante l'altezza, ecco, Boris è 1,94, 1,95, ma è molto rapido, non è male coi piedi, è forte tra i pali, è forte in riuscite. È un portiere completo che sì, può fare la Serie A, ha l'esperienza per poterla fare. A gennaio dovrà fare una scelta, presumo. Elia è uno che non ti dà spazio e si prende tutta la scena. Quindi o Boris trova la situazione giusta per andare via, una squadra che gli permette di mettere su minuti per poi tornare l'anno dopo, o comunque accetterà il percorso di crescita insieme a Caprile. Comunque non dimentichiamo che il portiere cresce anche guardando gli altri, allenandosi con portieri di alto livello in allenamento. È una crescita lo stesso. Questo è importante. Magari è anche una cosa che viene sottovalutata, il fatto che comunque quando tu ti alleni con un portiere top, alla fine cerchi di capire quali sono i movimenti, quali sono anche le Esatto, impostazioni, rispetto magari a giocare, ma anche nel gioco, intendo. Se tu ti alleni con Real Madrid è diverso da allenarti con i compagni della calcetta, è assolutamente. normale questo. Però Ma è poi, importante. Vai, 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 vai. no, dicevi giusto. Se vieni messo in un contesto del Real Madrid, aumenti le tue qualità, Necessariamente, certo. la tua visione di gioco, il tuo modo di pensare, è automatico. Se ti alleni in una squadra di terza categoria, con tutto il rispetto, il tuo livello si Certo, adagia e si abbassa più o meno a quel livello. è Assolutamente. assolutamente Su questo, vero. Simo, chi è il portiere da cui hai imparato di più in allenamento nella tua Ce n'è carriera? tanti, guarda, la mia fortuna, cioè la mia bravura, è una delle poche di cui mi do merito, è quello di essere un grande, di essere molto bravo a rubare con gli occhi. Quindi ho preso tanto anche da Rafael su come si relazionava con la squadra, Alessio Caragno, Vicario, lo stesso Fiorillo a Pescara. Ho preso un po' da tutti, anche lì ha fatto parte della formazione tutte queste qualità di tutti i portieri che ho incontrato durante l'arco della mia carriera, e ho preso un pezzettino da tutti. Invece quando eri bambino a chi ti ispiravi? Buffon, Campos, cioè Campos era il mio idolo assoluto, con quelle magliette Jorge colorate Campos. sgargianti. Bellissimo. Grande. Ora capisco Eh, perché non ti piacciono i portieri alti 2,10 m. esatto, sì, Ora è sì, 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 chiaro. sì. Ora è chiaro. Ora Beh, è Campos era un evidente. personaggio troppo incredibile per non amarlo. Cioè, poi il fatto che ogni tanto giocava in campo, a me sta roba mi faceva impazzire. Esatto, dopo uscì, si aveva Verissimo. la maglietta, la numero 1, la numero Sì, 9 sì, e sì, via. sì. Anche per quello, infatti, poi hai pensato bene di emularlo facendo Esatto, gol, sì, 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 sì. facendo gol anche tra i pali. No, un'altra domanda invece che ti volevo fare, abbiamo parlato prima di Olbia, insomma, non so se hai sentito gli ultimi passaggi prima che ti collegassi, però insomma fondamentalmente con l'amica e collega Elena Giagnoni abbiamo fatto un po' uno spaccato di quello che è la situazione dell'Olbia. Tu a Olbia hai giocato tanto, insomma sei amatissimo dalla piazza, tra l'altro gioca ancora uno di quelli che giocava con te, ovvero Daniele Ragazzu, e sinceramente ti aspettavi questo, chiamiamolo, declino in qualche modo dell'Olbia?
Ma me l'aspetto dal momento che comunque esce una società seria come quella di Marino e subentrano poi situazioni ambigue, no? Di stranieri che non si sa tanto bene che parte hanno, quali sono i loro piani. Sono situazioni viste e riviste nel mondo del calcio, purtroppo, soprattutto in Serie C, situazioni poco chiare che poi solitamente hanno tutte lo stesso finale, quindi vanno a fallire o mancanza di pagamento di stipendi. Vedevo, non so se è stata risolta, ma leggevo che hanno scioperato i giocatori dell'Olbia. Ora non so a che punto siano, però sono sempre segnali che poi vanno a finire sempre in un certo modo. Mm-hmm. Luca, sono 1000 domande, sappilo, Sì. sulla partita di Bari, cioè Esatto, questa chiaramente esatto. resta... Te la dico. Di Marco dice: appena detto Radunovic ho pensato al brivido finale con il Bari, ma cosa gli avete detto a fine partita? Non Io si l'ho può baciato dire. perché io l'ho baciato perché comunque se siamo arrivati a quella finale è merito Certo, anche di Boris Radunovic. Non dimentichiamoci all'andata che comunque è stato tra i protagonisti, ma tutte le parate che ha fatto in e quel non campionato solo, sono state certo. straordinarie. Poi certo, quello al 95esimo, però dai, faceva parte del contesto di sofferenza Sì, totale che nei tifosi Dell'epica, dell'etica, esatto, esatto. del tifoso cagliaritano, quindi non puoi star tranquillo fino all'ultimo e dire ok, ora sono in Serie B, no, ci deve essere anche il brivido finale, però poi si è conclusa bene. Direi, Quando è direi. iniziata a piovere, no? Che Cioè, dal perché adesso nulla. io cerco di tornare, io non ero a Bari, per noi c'era Roberto, io ero alla fiera con i 3000 tifosi del Cagliari, quindi non ho vissuto sul posto quelle emozioni, ma posso raccontare quelle della città. E mi ricordo, Cagliari, a parte che c'era un caldo esagerato, Atomico. 11 Sì, sì. giugno, c'è Sì, una sì. roba folle. E c'è punto inizia a piovere, situazione del genere, ci guardiamo con i colleghi, anche con alcuni tifosi, perché noi eravamo sotto il palco, tra l'altro ricordiamoci, palco allestito per gli scancanensi, cioè il giorno prima c'erano gli scancanensi a Cagliari, Sì, sì, sì. avevano tenuto i maxi schermi per far vedere la vostra partita, e ci guardiamo, inizia a piovere, inquadrano Ranieri tutto bagnato, ci guardiamo e detto no, sta per succedere qualcosa, cioè siamo entrati pienamente, no, nell'epica ranieriana, cioè ora Sì, succede sì, sì, qualcosa, ora succede qualcosa e poi è è arrivato successo. quella zampata di Leonardo Pavoletti. Ma Non oso immaginare cosa abbiate provato in panchina. No, ma io penso che alla fine, vedi, poi me lo confermi anche tu, tutti avevamo questa sensazione ed è pazzesco, ma già dai giorni prima si sentiva che era nell'aria perché è come se si siano allineati tutti i satelliti, no? Si sapeva, si avvertiva, anche noi all'80esimo, 85esimo eravamo lì convinti che qualcosa sarebbe successo e lo stesso avvertivano alla fine, vedi, perlomeno voi dalla stampa, ma anche gli stessi tifosi che ci Tifosi, hanno sì, sì. seguito o a Bari o da casa. Quindi è così, quando tutte le energie confluiscono in un unico obiettivo, quella cosa succede. C'è poco da Ma, fare. ma soprattutto Ranieri sapeva tutto. Cioè, questo è il Sì, sì, discorso. sì, sì. Cioè, Sì, aveva sì, no, no, lui, previsto tutto. esatto, l'aveva preparata esattamente come poi è andata, quindi parliamo di Incredibile. non un Quando è Di mago, un arrivato, genio. cioè, Un genio. quando è sì, un genio, arrivato un genio. quando è arrivato nello spogliatoio, cioè voi come lo avete accolto? Nel senso, perché io ricordo, appunto, posso fare il nostro, cioè il mio racconto, la mia, cioè per capirci, René è l'unico a cui ho chiesto un autografo da giornalista, l'unico. Cioè, sono venuti Allegri, Mourinho, l'unico a cui ho chiesto un autografo è stato Ranieri quando venne con la Samp 2019-2020, quando il Cagliari vinse poi 4-3 all'Unipol Dome, anzi alla Sardegna Arena. E comunque, insomma, al netto di questo, io ricordo, cioè, no, ma Ranieri non può arrivare a Cagliari, cioè è qualcosa di fuori da tutti i canoni. E io personalmente dicevo, cioè, un idolo diventa l'allenatore della squadra che seguo giorno dopo giorno, cioè, come cambierà il mio rapporto anche a livello ideale con lui? Cioè, c'era un po' la paura quasi veramente di
di rovinare quel ricordo da bambino, perché la prima partita che ho visto allo stadio c'era Ranieri in panchina, che poi è quello che ha detto lui, se ci pensate, no? Perché all'inizio aveva un po' di resistenza, e per quel motivo, perché aveva paura poi di rovinare tutto. Comunque, insomma, arriva Ranieri. Io mi sono reso conto dalla seconda conferenza stampa che era cambiato completamente, non me ne vogliano i suoi predecessori o coloro che sono arrivati dopo, però che parlavamo di uno extra, cioè c'è Ranieri e poi sono tutti gli altri allenatori del Cagliari per quanto ci riguarda. Voi che lo vivevate ogni giorno, ok? Com'era Claudio Ranieri? Ma io ti dico, io ho provato la stessa soggezione di cui parli tu, l'ho provata per tutti i 2 anni in cui l'ho avuto, perché comunque anche per me era un mito, era un idolo, era quello di cui sentivi sempre parlare da tutti i tifosi, probabilmente secondo solo a Gigi Riva qua a Cagliari, quindi io non sono mai riuscito a rompere questa soggezione, benché lui comunque ridesse e scherzasse con tutti, però per me rimarrà per sempre un idolo. E ti dico che questa solitamente quando conosci gli idoli poi tendi un po' ti scendono un po', perché tutte le immagini supereroi, e quando poi li affronti nella realtà rimani sempre un po' deluso. Vi posso garantire che con Ranieri questa cosa non mi è successa, anzi lui ha aumentato ancora, esatto, ha aumentato ancora a dismisura questa autostima incredibile nei suoi confronti. Però lui no, era uno che ti metteva a suo agio, ti faceva vivere bene, rideva, scherzava, ma sapeva anche essere duro quando doveva essere duro. Ha troppa esperienza, ragazzi, Claudio, per avere dei difetti e dei limiti da trovare. Non li ha. Io ricordo Milan-Cagliari 5-1, la partita prima di andare a Reggio Emilia con il Sassuolo, poi festeggiare la salvezza. Lui viene in conferenza stampa, una partitaccia, ce lo possiamo dire, sì, partitaccia, cioè proprio 5-1, andata male. E quindi chiaramente c'era un po', ma scusa, voi arrivate a Reggio Emilia con questo 5-1, ma come? Signori, state tranquilli. Insomma, ci rispose anche a maniera in sala stampa, in maniera anche abbastanza brusca, e io ho detto, boh, vabbè, lo saprà lui. Lo sapeva lui, cioè in quel momento hai avuto la piena, che lo sapeva lui era tranquillo, sì, vabbè, oggi abbiamo perso, ma tanto domenica vinciamo. E così è successo. Simo, 3 momenti della tua carriera in rossoblu: l'esordio da ragazzino, Bari, l'ultimo, l'addio al calcio, di fatto con l'abbraccio della curva insieme agli altri sardi. Qual è l'emozione più forte per te? Ti dico Bari non ha più di tutte, non ha rivali, perché è arrivata l'anno dopo quella terribile retrocessione, quindi è arrivata dove comunque durante l'anno eravamo parecchio dietro, ormai non ci si credeva più. È stata un'emozione troppo grande, troppo bello poter festeggiare il ritorno del Cagliari in Serie A nella mia città, con la mia gente, in quel contesto incredibile, quindi ti dico assolutamente Bari. Luca? Ci sta assolutamente sul discorso di Bari, anche perché se ricordi all'aeroporto c'era il delirio alle 4 del mattino. Mamma mia, non arrivava ragazzi. mai quell'aereo. Sì. Non arrivava mai. Non è ancora partita, ancora arriva. Arriva all'una. Arriva all'una, non è ancora partita. Alle 4 arrivò. 13. Però bellissimo, cioè Bello. anche noi da giornalisti, comunque tifosi comunque del Cagliari, vedi una situazione del genere che ricorda, cioè era andato tutto troppo bene. Era Esatto. tutto così perfetto, e ti posso dire, tanto ormai nessuno si offenderà, loro erano troppo sicuri della vittoria, il pullman in mezzo al campo, troppo entusiasmo, e secondo me lì Ranieri ha detto loro sono troppo sicuri, li freghiamo alla fine, gliela facciamo col pavo. Comunque Sì, la cosa assurda. Vai Simo. No, dicevo, ce la siamo goduta tutte. È bello è stata questa, perché l'abbiamo conquistata tutti insieme. Cioè, non sono i giocatori, sono noi, è stata la stampa, è stato il pubblico. Siamo stati tutti a volerla e a prenderci quella Serie A. Dicevo, la cosa più assurda di quella serata in aeroporto era vedere 5.000, non so quante forse le persone presenti, aria condizionata che non funzionava, bar, supermercato, tutte queste cose chiuse, c'era un caldo incredibile. No, terribile. Si è sentito male
nessuno. Sì, È una sì, cosa, sì, sì. Esatto. anche lì forse il miracolo di Claudio Ranieri, non so cosa fosse, ma è una cosa, io ho detto, qua ci rimane, qualcuno ci rimane, perché obiettivamente l'aria non funzionava, c'era già un odore di umanità a mezzanotte, quindi Simo, ti lascio immaginare quando poi siete usciti voi verso le 4:30. Ma una cosa, io veramente, se ripenso momento per momento a quella serata, da quando siamo arrivati alla fiera nel primo pomeriggio fino a quando sono rientrato a casa la mattina dopo, c'è qualcosa di assurdo. Che poi la sera siete di nuovo andati, poi c'è stata la festa allo stadio, quindi con passerella. L'indomani, tutto, sì. esatto. Domani. Sì. Anche quello sicuramente è un bel momento da ricordare. Nel frattempo ti salutano da Twitter sia Nicolla che Fabrizio, dicono ciao Simone, soprattutto presente onorario della tribuna Gufi, ma c'è il capitano del Cagliari Twitter, e quindi insomma salutiamo anche gli amici di Twitter. Marco dice: è vero del bagno al Poetto la mattina? Beh, avevamo visto i video e le foto, quindi, sì, io non c'ero, ma era una tradizione di Marco Mancosu, Nandez, non lo so, erano andati in 6 e 7, io non ne avevo più, veramente ero tornato poi a casa. Quella era effettivamente una situazione unica. Luca, non so se hai altre domande, se no possiamo lasciare anche Simone. Tanto lo riavremo, una promessa, sì, lo riavremo, in questa sì. stagione. Tra l'altro, come abbiamo già detto ad Andrea Cocco, verremo a trovarvi insomma, per fare qualcosa di simpatico. Molto volentieri, con la vostra Academy, anche perché insomma è qualcosa davvero di meritorio. Cercare di valorizzare anche il talento sardo, siccome tu prima di tornare a Cagliari diceva quello pane duro ne hai dovuto mangiare in giro per l'Italia, quindi comunque insomma è anche giusto provare a restituire qualcosa alle giovani generazioni, no? E quello è l'obiettivo un po' delle nostre Academy, sia portieri che di movimento. Valorizzare il talento di tanti giocatori che non sanno di avercelo, comunque non sono messi nelle condizioni di poter esprimerlo e migliorarlo. Assolutamente. Guarda, ti giro l'ultima domanda di Jeff Ceppo: un consiglio per Vinciguerra a Pescara? Io penso che Pescara sia una piazza che solitamente lancia i giovani. Vinciguerra si ritrova comunque ad arrivare dalla Primavera, che è un campionato completamente diverso, opposto, dove giochi con ragazzi giovani, quindi è al primo anno dove va coi grandi, non ci sono consigli da dargli, ma sicuramente ci sta a far fatica all'inizio per poi abituarti a quei ritmi, a quell'intensità, a quei contrasti, e poi si vedrà se riuscirà a venire fuori o meno. Ci sta assolutamente. La cosiddetta gavetta, ritorniamo sempre al Esatto, solito discorso. sì, ritorniamo sempre lì. Esatto. Sì. Non bisogna avere paura della gavetta. Comunque. Certo. No, anzi. A prescindere. Fondamentale. A prescindere. Sì. Perché poi uno non può sapere effettivamente che piega prenderà poi la sua carriera, in generale la sua vita. Quindi poi basta, nel calcio basta veramente un attimo, e lo sappiamo bene. Ultimissima domanda. Andrea, che chiede? Ultima domanda. Chi calcia meglio tra me e lui? Andrea. Ragazzi, allora, fino a 5 anni fa vi avrei detto lui, ma ora, siccome io allenando i portieri calcio tutti i giorni, penso di essere diventato uno specialista nei calci da fuori area. Sì, penso di poter vincere facile contro Cocco. Fantastico. Allora, l'ultimissima, Simo, il giochino che va tanto di moda in questo periodo, interviste, podcast e quant'altro, il tuo 11 ideale, ok? Senza così, cioè totalmente improvvisato, quindi vediamo un po'. Importa chi metti, puoi mettere anche te stesso se vuoi. Oddio, metto Cragno. Terzino destro, difesa, metto Pisano. Francesco Pisano, poi centrali difensivi metto Cepitelli, ma devo fare quelli con cui ho giocato? Libertà assoluta. Puoi mettere anche Beckenbauer se vuoi, cioè. Ok, va bene, dai, continuiamo così. Vabbè, ti dico Nesta, a sinistra Maldini. E poi centrocampo, vediamo. Faccio un mix tra quelli con cui ho giocato e li abbino a grandissimi campioni. Perfetto. Pirlo.
oddio, non mi vengono. Pirlo, Conti, assolutamente. Tanino Vasari, non so se ve lo ricordate, ma è sempre stato uno dei miei idoli assoluti. Serginho a sinistra. Quanti ne mancano? 3? 2. 4 4 per adesso 6, quindi mancano 2. E allora faccio questa coppia tipica Pavoletti, Ronaldo il fenomeno. Fantastico, fantastico. Quindi ripetiamo: Cragno, Pisano, Cepitelli, Nesta, Maldini, Pirlo, Daniele Conti. chi erano gli altri 2? Serginho e Tanino Vasari, Pavoletti, Ronaldo. Spettacolo. Non male, con questa stravince il fantacalcio proprio facile. Allenatore mi pare. Con Ser Claudio scudetto. Sì. Questa è illegale a qualunque fantacalcio del mondo, probabilmente. Insomma, è un mix tra vecchie glorie e giocatori ancora attivi con cui ho giocato. È atipica, dai, come formazione. Esatto, assolutamente sì. Simone Aresti, grazie davvero di essere stato con noi. Ci rivediamo sicuramente più avanti. Questa è una promessa, assolutamente. Va bene? Va bene, per me è un grande piacere, un grande onore, tra cui un divertimento, mi piace parlare con voi, quindi quando volete a disposizione. Grazie anche per noi, mille. assolutamente. Gianluca dice, formazione perfetta, se togli Ronaldo e metti Sabivinca ancora di più. No, Sabivinca ci sta, sono d'accordo, giusto, chiedo scusa, è vero, un altro dei miei idoli. Pavoletti, Dario Silva, ragazzi, cioè anche qua bellissima. Vinci al fantacalcio anche con Dario Silva, questo ve lo posso garantire, perché in questa formazione con Ranieri riuscirebbe a fare tanti gol anche Dario Silva. Va bene, grazie Simo. Va bene, grazie, vediamo presto. Grazie mille. Un abbraccio, buona giornata. Ciao. Eccoci qua. E voilà. Bella. No, non mi è saltato in aria il muro verde, sono in un altro posto, quindi semplicemente non ho il green screen appresso. Non riesco a parlarsi il muretto appresso. No, il muro era il muro, difficile. Muro. È ancora in piedi, spero. Spero sia ancora in piedi al mio ritorno. Speriamo. Diciamo Speriamo. così. Va bene, Vasari prossimo ospite di 131, una puntata a 164. Fantastico. Sarebbe interessante, chissà se con i nostri enormi mezzi riusciremo. Non è facile, posso dire questo. Però ci crediamo. Ci crediamo assolutamente. Sei diventato improvvisamente serio. Fra, mi preoccupa quando sei così serio. No, stavo guardando un messaggio. E non riuscivo ho letto un messaggio e non riuscivo a contestualizzare. Bravo. Stai pensando a Vasari. E infatti poi, esatto, perché non c'entrava niente con Vasari. Non so perché poi la mia testa abbia fatto questo switch. Va bene, ragazzi, una bella puntata anche oggi. Ci siamo divertiti. Stiamo parlando di Olbia, parlando di Cagliari e non soltanto di Amarcord, esatto, bella. Esatto. Possiamo chiudere dicendo che domani si parlerà di basket nuovamente e di calcio sardo in generale, così, perché appunto come a noi interessa, cioè ci piace fare un po' salti, intervallare dappertutto, e abbracciare tutto lo sport. Infatti è nato così, buongiorno 131. Esatto. Va bene, ricordatevi che c'è il mercato del Fanta 131 aperto. Ti chiedo, Ultigara non ha ancora fatto cambio, ho svincolato 3 giocatori, devo svincolare il quarto perché in base al quarto poi decido chi prendere, perché io volevo prendere Pulisic, ma come avete visto a quanto pare si è fatto male con gli Stati Uniti. E quindi ma in base perché l'hanno quello fatto giocare? Stava già male, era entrato al 73esimo, ma lascialo perdere, lascialo tranquillo. Niente, vabbè. Però domani lo faremo la lista, adesso lo chiedo all'Umo Meme, la lista degli infortunati, forse non bastano 3 pagine, incredibile. Esatto. No, più che altro per quanto mi riguarda, ma è un consiglio che do anche a voi, se vi abbonate ci sarà la finestra aggiuntiva per abbonati a novembre con 5 cambi. Quindi la prossima sosta, 5 e cambi. quindi
cambia un po' qualcosa. Come dire, quindi cioè, sfruttate questa finestra. capito? Cioè questa potrebbe essere anche, visto che comunque passerà un mesetto, potrebbe essere una finestra tampone, capito? Esatto. Cioè, In attesa magari... di... Esatto, siccome volevo prendere Pulisic e Thuram, ma entrambi sono un po' così, magari li prendo a novembre, capito? E adesso prendo altri che ti coprano questo mese. Esatto. Perché io ho svincolato Castellanos, ma devo dire una cosa, l'avevo svincolato da prima... No, ma l'avevo svincolato prima che si facesse male. Confermo. Quindi non vorrei perché abbiamo parlato anche in diretta. Quindi, esatto, quindi... settimana scorsa. Esattamente il giorno prima che si facesse male, esatto. Lui si è fatto male venerdì in allenamento. Sapendo che era troppo triste, dammi infortunio, basta, mi avete rotto. Vabbè, comunque. Volevo dire a Luca Leonardo che ha rivigorito Gudmundsson, ottimo, io l'ho dato via, quindi la combo lo porta in doppia cifra. No, vabbè, ma è nazionale. È nazionale, ha sempre segnato. A Firenze è più difficile, quindi... Però vediamo, insomma. Va bene. Ne parleremo domani sera, assolutamente. Quindi ringraziamo ovviamente tutti gli utenti che sono collegati, chi ci seguirà in differita, chi ci seguirà su Spotify. Chiaramente salutiamo le nostre amiche aziende e ricordiamo, come sempre, ragazzi, supportateci anche questo discorso, il volano del fantacalcio, però in generale supportate un po' il nostro progetto, perché realmente avete visto, stiamo cercando di portare ogni singolo sport, ogni singolo attore di questo sport, dei vari sport in Sardegna, cerchiamo comunque di portarlo con noi, facciamo una bella chiacchierata, 2 risate, insomma. E da questo punto di vista ovviamente il supporto è anche necessario, questo ve lo diciamo senza giri di parole, ok? Esatto. Quindi grazie ancora a tutti. Non ci piace nasconderci. Esatto. Tutto visibile e tutto quantificabile, come si suol dire. Quindi questa è la situazione di quest'anno, che Altati l'ho distrutto io, e un po' in tanti, No, Marco, quelli che dici tu sono veramente a un altro livello. Noi cerchiamo di divertirci. Soldi di Inzaghi. Esatto. Ci manca giusto qualcosa, ci manca. Avere i loro soldi, tranquilli che ci divertiremo molto. Sì. Vi faremo divertire molto, state tranquilli. Assolutamente. Ma cerchiamo di crescere con giudizio. Esatto. E non in giudizio. E non ci accontentiamo mai, questa è un'altra cosa importante, cercare sempre di migliorarci. Grazie ancora, grazie Fra. Ragazzi, grazie a domani. Roberto, e ci vediamo domani e andiamo di sigla. Ciao a tutti. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.